Protagonisti di Sardegna, ben trovati ancora una volta. Con lui ci trasferiamo idealmente a Putifigari, questo centro del nord Sardegna che vive tra tradizioni, cultura, bellezze territoriali e soprattutto attraverso anche le sue canzoni. Luca Tilocca, ben trovato. Grazie dell'invito Roberto, sono felice di essere qui per la prima volta. Mi fa piacere raccontare la tua storia, viaggiare attraverso le tue canzoni. Anzi, sai che cosa ti chiedo prima di iniziare? Lasciamo prima passare il nostro tempo, perché la nostra clessidra poi ne detta il ritmo. Se tu dovessi parlare di te con una tua canzone, Sì. Quale canzone proporresti? Io la mia, Kusugale Chicken. Cioè, ne canti un pezzettino al Molto volo. semplice, la conoscono tutti. Kusugale Vai. Chicken, Kusugale Chicken, Kusugale Chicken non si frima mai. Kusugale Chicken, Kusugale Chicken, Kusugale Chicken non si frima mai. Com'è nata questa canzone? Allora, questa canzone è nata dal mio incontro con Giuseppe No, che ormai lo chiamo John, è un mio caro amico. L'ho conosciuto durante una serata che stava facendo a Uri e ho visto che questo artista suonava il banjo, e quindi ho detto: mi sa che ti prendo e ti porto nel mio spettacolo, nel mio mondo, perché con la band che suonavo attualmente non c'era tanto amalgama nel suonare il country. Ho detto potrebbe essere molto interessante inserirlo nel progetto che avevo in testa io, da cui è nata On The Road Band. Un giorno mi ha portato a vedere questo suo ranch Nocco. Io pensavo di trovare cavalli, sai, il ranch sa di cavallo, una cosa del genere. Invece era un ranch di galline. E c'era questo gallo tra gli altri galli che era un po' birbantello, che non riusciva mai ad accoppiarsi con questa gallina, che è nata lì il nome Gwendalina nella scrittura del testo. E quindi il gallo biondo è nato Cussu Cavolo Chicken, quel cavolo di chicken, ed è nata la canzone raccontando un po' una storia un po' inventata di questo simpatico gallo che voleva conquistare Gwendalina, la sexy gallina. E quindi anche tu sei quel simpatico gallo che vuole conquistare? No. Io attualmente sto molto tranquillo con i miei anni, poi... Però la forza della canzone in qualche modo ti ritrova come protagonista. Allora, la canzone mi fa sfogare. Questo genere di canzone del country mi ci ritrovo molto, perché comunque è un ritmo allegro, e dopo quello che stiamo vivendo anche negli anni passati, tutto quello che è successo, c'è bisogno di allegria, quindi secondo me il country è la chiave giusta. Però tra poco parleremo di country, della musica di Luca Tilocca, ma in qualche modo voglio riavvolgere il nastro, perché conoscendo Luca davvero da tantissimi anni vi posso dire una cosa, che quando lui coltiva un sogno nel cassetto fa di tutto e lavora davvero tanto per poterlo realizzare, e la musica secondo me è davvero il tuo sogno nel cassetto: ritrovarsi su un palco con la sua band, poter cantare, potersi divertire e far divertire. Questo è il segreto di tutto ciò che hai fatto nel corso di questa vita, anche artistica. Anche perché Luca a Putifigari conserva un'arte, quella del muraiolo, quindi riuscire a mettere insieme dei pezzi di pietra che con le sue mani diventano davvero delle opere d'arte. E poi quel sogno, Luca, che coltivi da quanto tempo? Allora, io sono circa 20 anni, il prossimo anno faccio 20 anni di gavetta nella musica, tanto è sempre una continua gavetta, non si finisce mai di imparare. Però la musica è una sorta di vettore che ti porta dal... Sì, il lavoro è sempre un lavoro artistico, perché prendere una pietra, trovare la faccia, lavorarla e costruire comunque un muro, è come fare un quadro, non è un pezzo, un blocchetto, un manufatto che lo prendi e lo posi, poi a secco. Il mio paese è molto conosciuto per l'arte dei muraioli. E la musica è quello che ti fa uscire fuori da questa un pochettino monotonia, da questi mal di schiena che ti vengono. La musica la notte ti fa sognare, il giorno stai ancora sognando, magari mentre lavori ti viene qualcosa in testa, parli con uno, parli con l'altro, col collega, e tanto nel cervello inizia ad andare qualcosa. Oppure qualcuno canticchia una cosa e dice bello, da lì prendo spunto. No, noi siamo come delle spugne, insomma dobbiamo assimilare tutto quello che c'è intorno per poi scrivere e trovare qualcosa che funziona e faccia divertire la gente. Perché Pensieri quindi che non si fermano mai, quel sogno che piano piano diventa realtà. Hai parlato del tuo paese, Putifigari, sì. Hai già segnato quello che è un tassello fondamentale nella cultura di questo centro della nostra isola. Se dovessi raccontare il tuo paese attraverso una canzone, quali canzoni utilizzeresti in questo caso? Terra caso? d'incanto, perché è una terra d'incanto.
è il paese dei miei nonni paterni. Io sono nato e cresciuto a Genova, mio papà faceva il carabiniere, non è che potevo tanto uscire perché Genova è una città che comunque aveva e ha i suoi problemi comunque di delinquenza, sai, i genitori comunque proteggono i propri figli, non è che puoi avere quella libertà che hai in Sardegna. Infatti io quando venivo in Sardegna la prima cosa che facevo quando scendevo dalla nave dicevo ah questa sì che bello, c'è la libertà. E un'altra cosa è il sole. Putifigari per me il sole è il paese dei miei nonni dove ho imparato a parlare in sardo, dove la cultura e tutte queste cose qua le ho imparate lì. Il ballo. Il ballo sardo. Mio nonno era uno dei più bravi ballerini del paese. Anche perché Luca è travolgente quando si trova nelle occasioni dei balli in Stravolgente. piazza, sì, travolgente e stravolgente, nel senso che riesce davvero a animare anche quelle feste che si ritrovano nel vortice di un ballo. E poi c'è il canto, anche qua la tradizione ti è venuta d'aiuto. Allora, io ho iniziato a cantare in un coro polifonico. A Ittiri? No, sì, il coro Santa Ruga di Ittiri, diretto dal maestro Salvatore Pava. Avevo 15 anni. 15 o 16 anni, 15 anni forse, non me lo ricordo di preciso. Era in occasione della festa patronale Nostra Signora d'Esenavrisca, che è la nostra patrona, e il coro Santa Ruga di Ittiri aveva appena finito di esibirsi ed è entrato nel bar di piazza e stavano cantando, stavano intonando una canzone. Io mi sono aggregato, il maestro mi ha detto ah, bella voce, perché non vieni a cantare con noi? E io ho detto vabbè vengo, e quindi andavo in motorino a Ittiri, pensa tu a 15 anni, in motorino, se pioveva andavo lo stesso, non mancavo mai le prove. E quindi da lì è partita anche questa e passione poi il che coro di comunque ti ha Putifigari strutturato. che saluto tanto, che sono tutti dei miei cari amici e da loro ho imparato tante cose. Da qui una passione che continua, come vi ho detto, quel sogno che cresce anno dopo anno, che mette insieme i suoi pezzi. Musica sarda, poi De André e poi country. Ci spieghi quali sono tutti i passaggi e tutti i richiami che hai avuto nel corso di questo tempo, Allora, di questa io vita? ho iniziato col primo album che è uscito nel 2007, Candova Lassadie, dove hai suonato anche tu, in Terra d'Incanto sei coautore insieme a me. Il primo album è stato fatto in limba, presi anche qualche brano preso in prestito, alcuni scritti insieme ad Alessandro Pintus di Putifigari, che è un mio caro amico ed è il presidente del coro Senavrisca di Putifigari, altri presi in prestito da altri autori e altri scritti, che ne so, con Luca Galzerano, un bravissimo autore di Uri. Poi mio padre un giorno mi fece ascoltare questa musica in macchina. Perché non provi a cantare questo cantante? Chi è? Fabrizio De André. È genovese, una cosa, mi sono appassionato di una cosa, da Creusa de Mar, la canzone che mi rappresenta un po' di più perché mi ricorda tanto la mia città nativa, che è Genova, a cui sono molto affezionato. De André è il tributo Volta alla Carta Tour che sto portando in piazza con Andrea Vadilonga, che lo ringrazio tanto, con i Piccino, Nino Faes e tutte le altre agenzie che collaborano. E devo dire che la stagione scorsa è già andata molto bene. Molto bene, devo dire che in questi ultimi 5 anni sono molto felice di quello che mi hanno dato, molta fiducia, e questo mi fa molto felice. Come avete sentito, quindi abbiamo una parte legata al canto in lingua sarda, poi abbiamo De André e poi abbiamo anche il genere country. Che pezzo un paio di battute e basta. Di De André? Sì. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Bravissimo Luca, ovviamente l'abbiamo colto impreparato in questo caso perché nulla era organizzato, anzi dovete sapere una cosa, che gli ho detto no, non devi cantare, vieni tranquillo in trasmissione, però mi faceva piacere ritrovarti anche attraverso dei versi. Poi quel ricordo, comunque tuo padre in macchina con la cassetta, il primo ascolto di André, e da lì davvero un'emozione che si apre in ogni piazza. Perché poi il country? Il country l'ho scoperto nel 2011. Frequentavo la scuola di Mogol. Ho deciso di andare a fare la scuola di Mogol, ho fatto le selezioni, sono partito ad Avigliano Umbro e ho fatto il CET Mogol. Il primo compito
di interpretazione era eseguire un brano country di Garth Brooks, Lock Neck Battle, non mi ricordo neanche la canzone, devo dire. E la mia insegnante è stata Carlotta, mi ha detto Luca, mi raccomando, per la prossima volta impara questo. Ho detto guarda, io non so se ritornerò perché io sono venuto perché voglio cantare in italiano. No, prova a cantare anche in inglese. E poi questo genere ti potrebbe stare bene addosso. Aveva ragione. Mi dispiaceva non ritornare al CET, ho detto l'ho presa come sfida e da lì è partito il country, poi sono diventato molto curioso, ho ascoltato diverse cose, comunque nel web trovi tutto e da lì ho detto potrebbe starmi bene addosso, quindi ho iniziato con le cover e poi ho detto perché non scrivere il country in sardo, perché la lingua si presta ed è molto più... viaggia meglio dell'italiano. L'italiano è molto spigoloso come lingua per il country. E quando Luca si trova poi sul palcoscenico con il suo berretto e il suo abbigliamento in stile country, Sì. in quel caso diventa davvero travolgente, cioè è davvero impossibile da gestire, perché in qualche modo riesce a interpretare anche ciò che vai a cantare, giustamente, così come dovrebbe essere. Anche perché il corpo deve anche trasmettere quello che è un brano. Il country è divertimento, il bluegrass è lo stesso. E diciamo che noi siamo difficili da fermare sul palco. Infatti la gente si diverte tanto. E con te i tuoi musicisti, perché viaggiate tutti sulla guarda, stessa io lunghezza secondo me d'onda. ho trovato la band giusta perché sinceramente si divertono tutti, ci facciamo delle grandi sudate, infatti in estate perdiamo una marea di chili. Si muovono tutti, meno che il tastierista, il batterista, però è divertente, è una spensieratezza unica. Ma che cosa rappresenta per te la musica oggi? La musica è la mia vita. Io ho provato 2 anni a rimanere fuori dai palchi, a non scrivere, non cantare e mi è mancata tanto. Sono stati gli anni che ero in Corsica, che stavo lavorando lì e mi è mancata. Infatti poi è nata Sorres de Mare, il brano con i corsi. E lì volevo arrivare, perché Luca scrive davvero cose molto belle. Prima ha parlato di quel lavoro che porta avanti, che non gli dà modo di fermarsi attraverso i pensieri che appunto lo legano poi alla musica. E quell'esperienza lavorativa in Corsica ha maturato anche delle amicizie del tutto particolari e soprattutto una conoscenza legata appunto ai moduli della musica corsa. Il tenore di Orgosolo, un Tanavona e poi che cosa è Canta o popolo successo? corso. Volevo scrivere una canzone che parlasse della Sardegna e alla Corsica, di 2 terre che si abbracciano, perché siamo talmente vicini alla Corsica, però se tu vai a vivere lì, la vedi diversamente, sembra che siamo lontani tipo anni luce, oppure l'altra parte del mondo, quando sono 2 terre che si guardano uno dall'altro e si vede costa a costa. Bonifacio vede Santa Teresa e Santa Teresa vede Bonifacio. Sono 2 terre fantastiche, molto vicine a livello culturale. E un giorno ho chiamato Michele Pioledda, che saluto tanto, è autore dei testi delle mie canzoni. Ho detto Michele, guarda, mio nonno fece la guerra in Corsica, mio nonno era del 15, e mi parlava sempre della Corsica. Scrivimi per favore un testo che poi ci lavoro sopra. Ed è nata Sorres de Mare, un abbraccio tra le 2 isole. È davvero un testo che merita l'ascolto, un testo riflessivo, un testo che apre alla conoscenza di 2 culture che in qualche modo ritrovano un abbraccio tra di loro. Luca non si ferma mai, come vi abbiamo e come vi stiamo raccontando. Come però, il chicken. come quel chicken di cui parlava prima, inarrestabile. Il suo punto di riferimento rimane Putifigari, questa terra d'incanto di cui abbiamo parlato, che ci piace raccontare anche durante gli eventi, le manifestazioni, ma la Sardegna, adesso per ritrovarci in un contesto regionale, quando parla di musica, secondo te offre gli spazi giusti ai giovani o ci sono dei percorsi che adesso vorresti sottolineare, puntualizzare, vorresti dare dei consigli, dei suggerimenti? Cosa la Sardegna deve fare per valorizzare i propri artisti? Allora, innanzitutto, come la vivo io e come l'ho vissuta in precedenza, io penso che secondo me anche le radio, le televisioni dovrebbero fare comunque più programmi legati alla cultura sarda e anche ai nuovi volti, e anche le radio dovrebbero mandare in onda
anche i brani in lingua sarda, perché comunque è la nostra identità. E ciò non avviene comunque. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque abbiamo dei talenti talmente incredibili in Sardegna, musicisti, l'abbiamo visti anche i talent in TV nazionale. E poi c'è questa barriera che non riesce a portare l'artista sardo fuori. Non riesci. Sono più quelli che vengono qui in Sardegna che quelli sardi. Noi non siamo inferiori a nessuno. Noi siamo unici, abbiamo un'identità. E quindi è giusto che comunque si aprono degli spazi in Sardegna per i nuovi talenti sardi e poi si aprono anche fuori. Perché, secondo te perché ciò non avviene? Non lo so, mi fa una tenerezza questa cosa, perché vedo la Sardegna che è una terra che dà tanto agli altri, anche alle persone che vengono da fuori, ma quelle di fuori ci vedono sempre con quell'occhio, sempre in un angolino, hanno il mare, il formaggio. No, la Sardegna è tante cose. A parte che è una regione che ogni 25 km quadrati cambia il paesaggio, secondo me è un affresco. Secondo me il creatore ha fatto la terra più bella del mondo ed è la Sardegna. La Sardegna è il nostro paradiso e questo non ci stancheremo mai di dirlo. Paradiso che raccontiamo attraverso le nostre tradizioni, attraverso la nostra musica, attraverso la nostra cultura che vogliamo valorizzare in ogni modo e noi ci proviamo ogni giorno, anche salendo sul palco, raccontando la nostra isola e animandola attraverso le nostre canzoni, i nostri suoni e tutto ciò che la storia ci ha insegnato e soprattutto i nostri genitori ci hanno trasferito. Esatto. L'orgoglio di abitare un paese nel cuore dell'isola, un paese che in questo caso si racconta attraverso le sue bellezze e che deve dare il meglio di sé appunto esatto. attraverso i suoi colori più belli. Luca, ma il tuo sogno più grande quale sarebbe ora? Avere una casa mia, vicino al mare, non una villetta. Ma ti accontenti di poco? Un piccolo appartamento. Sai che mi piace tanto Oristano? Ah sì? Sì, perché... Quindi ti vorresti trasferire? Mi piacerebbe. Ah, non vuoi rimanere a Putifigari? Perché no? Putifigari ci sto bene perché comunque ho tutti i miei amici, ci sono i miei genitori, mia sorella sta a Olbia, però Oristano è un paese città. Ci sono tanti musicisti, la vita notturna nei locali comunque c'è bella musica, c'è Torre Grande, c'è il mare, c'è Cabra, se vuoi mangiare un bel pescetto a Oristano è infallibile. E c'è la tranquillità, non c'è quel caos che vedo a Sassari, che ne so, o a Cagliari. È tranquillo, un posto dove sono arrivato alla fase della mia vita dove voglio un po' di tranquillità. Un po' di tranquillità e quel mare che magari ti concede l'ispirazione per le nuove canzoni. Sì. Ma a proposito di canzoni, come nascono le tue canzoni? Prima ci hai parlato di Michele Pioleda, che ne approfitto per salutare, davvero, quando hai parlato prima degli affreschi di questa Sardegna che si racconta attraverso l'arte, quelle parole che lui mette insieme sono davvero delle opere sì. d'arte. E poi? E tu non lo sai che io vivo in uno studio di registrazione? Lo so. Praticamente dove c'era la cantina di mio nonno, a casa dei miei genitori, l'ho scantinato, l'ho tutto rivoluzionato e ho creato uno studio appartamentino. Io praticamente ho il mio divano letto comodissimo, la batteria vicino, il computer per registrare, la notte magari c'è qualcosa che ti fruna in testa, accendo il computer, prendo la chitarra e faccio, che ne so, un provino, un finto inglese con una melodia sotto e la lascio lì come facciamo mio nonno al vino, la lascio decantare e poi me l'ascolto a distanza di 3-4 giorni. Se funziona la prendo in considerazione, se no cancello e via. C'è un'altra notte poi per registrarne sì, un'altra. Nasce così e soprattutto nei periodi dove fa cattivo tempo, tipo, che ne so, l'inverno, autunno. A me viene così. In questa stagione ne hai potuto approfittare, visto il tempo che ha fatto, più di una volta. Adesso ho dato 8, circa 9 brani da fare a Davide Guiso. Addirittura? Sì. Quindi hai prodotto davvero tanto, la pioggia ha aiutato Davide la ne musica. ha da lavorare. Ascolta, invece quando si parla di amici che si ritrovano nel contesto della musica, Davide Guiso è sicuramente uno di questi, lo hai appena salutato, anche perché ti dà poi un supporto nel mettere pensieri e parole all'interno. Anche Gabriele Oggiano, con cui ho fatto Sorrese de Mare, che è un'opera d'arte. Gabriele Ha fatto anche Cusugaule Chicken.
È merito Anche suo. con Gabriele mi sono divertito tanto, poi è mio coetaneo, quindi Avete lavorato mio insieme. fedele, sì. Voglio ovviamente salutare tutti questi amici, ma soprattutto voglio sottolineare la forza che loro hanno e la bravura che ci mettono in tutti i progetti artistici che poi seguono. E questo non è un valore da poco. No, loro sono nati per far emozionare anche colui che porta una lepre di canzoni, noi la chiamiamo lepre, no? Trovano sempre quel modo per farti venire la pelle d'oca, in quella nota, in quel giro armonico, perché tu glielo porti il brano, magari ha quei 3-4 accordi semplici, loro cercano sempre di farti venire, perché deve essere un abito che ti vesta bene, e loro sono bravissimi. Gli artigiani della musica li possiamo Gabriele e Davide sono molto bravi. definire, ovviamente Luca ha collaborazioni con tanti e con tutti, anche perché lui poi ha il piacere di condividere la musica. Che cosa significa condividere una canzone, condividere un passaggio sul palco? Allora, condividere la musica, una canzone vuol dire divertiamoci insieme, vuol dire sali sul palco con me, oppure non c'è bisogno di salire su un palco, lo puoi fare anche qua. Prendi una chitarra, tu prendi la launedda, si inizia, tu inizi. È un modo di giocare con le note musicali, però ripeto, in quel momento ti emozioni, cerchi sempre cose non difficili, però belle e che rimangano. E la musica è questa, è condividere, è scambiarsi un messaggio. A proposito di emozioni, c'è qualcosa che nella tua vita, a proposito di musica, ti ha lasciato particolarmente colpito da un messaggio che ti è arrivato dentro e ti ha fatto venire la pelle d'oca e ti ha emozionato? La pelle d'oca mi è venuta quando è nata mia sorella, perché avevo 9 anni. Avevo 9 anni, volevo a tutti i costi un fratellino, ho stressato i miei genitori, anche gli insegnanti vogliono un fratellino, mi sentivo solo, e poi è nata mia sorella, per me è stata... L'emozione più bella. Sì. E invece legata alla musica? Alla musica, quando Anna Maria Puggioni mi ha detto sei davvero bravo, avevi una voce grande quanto un campanile. E quando te l'ha detto? È successo a Ploaghe tanti anni fa. Questo è, Sì, una si è bella avvicinata a lei testimonianza. e Benito Urgu. Quando me l'ha detto Anna Maria mi è venuta la pelle d'oca. E che brano avevi cantato? Una canzone dedicata a mio nonno, a Babà. E ce ne canti un pezzo? No, no. Perché? Che no. È meglio di no, se ce lo dice in questo modo ce la risparmiamo per un'altra serata, Sì. che poi ci vedrà insieme sul palco. Hai parlato di condividere la musica anche all'interno di situazioni che non riguardano solo lo spettacolo. In questo senso, ritornando indietro nel tempo, ai nostri paesi, la nostra cultura, quanto è importante invece rivivere quelle occasioni sociali dove davvero ci si ritrova insieme, fuori da un palcoscenico, e fare musica insieme? Questo sai quando è che avviene con me? Quando io ho un gruppo di amici, no? Con cui condivido le esperienze del comune, e allora riesco a buttarli dentro nelle mie cose, e potrebbe anche nascere, che ne so, di fare un po' di baldoria insieme, e nasce così qualcosa, capito? Io con loro riesco a fare delle cose che sono fuori dal palco. Queste sicuramente sono delle emozioni bellissime che molte volte non si raccontano, ma che lasciano davvero dell'entusiasmo dentro. Luca, tra l'altro, nell'amministrazione comunale si impegna per valorizzare il suo paese, e c'è un evento davvero importante che nel corso degli anni sta acquisendo sempre più forza, anche se siamo arrivati davvero a un'edizione molto importante. Beh, la conoscono tutti, è la mostra micologica del Capo di Sopra, che quest'anno giunge alla 41esima edizione. Ed è molto importante perché di lì Putifigari si riunisce e apre le porte a tutti i paesi, a tutti coloro che vogliono venire, perché Putifigari è un paese ospitale. Abbiamo fatto delle cose insieme, Roberto, abbiamo raccontato un po' Putifigari. Mancava questa cosa di raccontare il paese anche attraverso gli schermi. Io l'ho visto sempre un pochettino fuori nelle cose istituzionali. Invece, grazie anche a Sardegna Live, stiamo facendo vedere quello che è davvero il paese, un paese genuino.
È la 41esima edizione. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa che ha veramente lasciato il segno, abbiamo portato i nomadi. Ed è stato bellissimo vedere 6.000 persone a Putifigari, non sapevamo dove metterle. La paesitudine, come dice Antonella, che è la nostra sindaca, è una cosa che abbiamo, ce l'abbiamo forte. Noi per il paese, sai cosa? Può succedere che tra di noi in paese diciamo qualcosa, sempre guarda quello, però quando c'è da lavorare per il paese Non ci si ferma. non ci si ferma. Io ne sono assolutamente testimone e negli anni scorsi un altro successo portato a casa è senza dubbio stato quello di ritrovare il gruppo folk in forza, quindi pronto a E indossare di l'abito questo tradizionale. questo sono contentissimo perché mancava da un bel po' di anni. Insomma, hanno rimesso in moto i motori, dai. E questa è una cosa assolutamente importante perché le nostre comunità vivono ovviamente di associazionismo e sono dei punti fondamentali al centro della scena, anche se al centro della scena in questa puntata c'è Luca Tilocca, la sua musica, la sua storia, la sua vita. Novità per quest'anno? Quest'anno 3 spettacoli. 3 spettacoli. Sì, abbiamo Volta alla Carta Tour, che è il tributo a Fabrizio De André, un po' rivisto un po' come lo fa Cristiano De André, quindi in chiave un po' più moderna. On the Road Band Official Country Music, che è la classica band in cui noi usciamo e facciamo baldoria. E poi c'è Country Village Fest, che è un varietà, non si può dire, quella è una sorpresa. Ah, non ci puoi dire niente? No, è molto bello, però ci saranno tante danze, la gente ballerà, toro meccanico, insomma, sarà una sorta di villaggio western, dove la gente arriva magari vestita un po' un cappello, 2 stivali e salta e balla e si diverte, e magari rivedere un po' il Far West, una cosa del genere. Ne vedremo delle belle, ne sono sicuro, perché Perché quando la c'è Sardegna firma... è country. Quando c'è la firma di Luca Tilocca bisogna aspettarsi di tutto. La prima data ce la puoi dire quando è? Stai già sicuramente lavorando? La più vicina, Eh. il 31 maggio siamo a Perdas de Vogu. Ah, quindi Siamo nel paese dei centenari, Nogliastra. nella tua zona. Eh sì, quindi L'Ogliastra è un paradiso da scoprire. anche attraverso la musica e il divertimento. Io sono sicuro che li farai ballare tutti. A proposito, Luca conosce bene le zone della nostra Sardegna, l'Ogliastra, Ierzu, senza Sì. ombra di dubbio, non solo per il vino, ma anche per quella gente col carattere schietto, affabile e ospitale, ma tutte le zone della Sardegna in qualche modo hanno ospitato la tua musica, hanno ospitato il piacere di ritrovarti insieme. Anche il Mandro Risai, Desulo. Tutte zone su A vino, Desulo no, Gli però ho scritto una bella Mandrolisai- canzone. E che canzone gli hai scritto? Susonu de sa montagna, è bellissima. Ed è un tributo al paese e spero che rimanga per sempre. Come mai questo rapporto con Desulo? Non lo so, mi sono ritrovato come tornare indietro nel tempo. Infatti alla fine del video c'è scritto: a volte ti capita di arrivare in un posto da cui non ti vorresti mai andare. Quel posto per me è Desulo, perché sono capitato lì e stavo talmente male, ho detto, ma io da qua non me ne voglio andare. Desulo è un posto magnifico, c'è la tranquillità, la gente ti vuole bene, ti salutano anche i bambini, c'è un'educazione allucinante. In alto, in montagna. In alto, in montagna a Desulo. Sì. Bella canzone, anche quella. Ma chi vuole ascoltare le tue canzoni dove le trova? Beh, ovviamente YouTube, sui social Luca Tilocca Official, su Instagram lo stesso Luca Tilocca Official. Chi è curioso, buon ascolto. E chi non è curioso? Devi Mi può- portarlo no, su quella strada? No, beh, ovviamente, però io dico, perché non venite a vederci in piazza? Seguiteci sui social, che poi pubblicheremo le date e sarete uno dei nostri. Ascolta Luca, possiamo chiudere visto che il tempo è ormai finito con una canzone, così ci salutiamo così? Quella che vuoi. No, sceglila tu. Guarda in camera e vai. Quale facciamo? Sceglila tu, davvero. Per chiudere questa puntata, come la chiuderesti? Possiamo fare, che ne so, si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek.
Grazie davvero di cuore a Luca Tilocca, in bocca al lupo per Grazie, tutto. Roberto. Andate ad ascoltarlo in piazza, Luca Tilocca, le sue canzoni, il suo divertimento, la sua voglia di raccontare la Sardegna. Ci vediamo presto.